Oh mio Dio, ci sono cascato di nuovo. Oh sì, Ferma, ma scusami. Oh sì. Te lo giuro, non so se piangere o ridere. Cos'è questa volta? Questo è un quadro. Questo soggetto è il protagonista di tutte le opere del famoso pittore Davide Orco, Davide Orco. che per ritrarlo si ispirò alle fattezze di suo zio, il celebre Orco Zio. Achille, ti prego. È un artista. sì. È un artista. È arte, Molto vero? punk, no? È la rappresentazione allegorica dell'italiano medio, sempre al verde, perennemente al verde, e con evidenti problemi di sovrappeso, Sì, vedo. tendente alla scarsa igiene personale, dal rutto facile. Il suo amico, quello più intelligente, è un asino. E anche la scelta di vivere in una palude è la chiara metafora della condizione dell'italiano medio. Ovvero? Impantanato in un mare di melma e contento di restarci. Oh, non è Oh sì, oh mio Denuncia Dai, per sociale. favore, Fotografia Laura, cosa mi stai contemporanea. raccontando? Oh sì. Sì, questo è Shrek. Ho capito? È Shrek questo. Ci sono cascato di nuovo. Oh sì, ci sono cascato di nuovo. Va bene. Oh mio Dio, pensi sia un gioco. Oh, Va bene, dai, allora. Vedermi È un po' che non ti... prendere fuoco. Aspetta che sento un po' caldo, scusa. Ah, perché vedi cosa c'è? Adesso sì, adesso sì. Bene. Posso dire Orco Sì, Zio? sì. Malandrino. Allora, un po' che non ti si vede in giro, che cosa stai combinando? Ma sono stato molto impegnato con una libbra. Una libbra nel senso un peso, una libbra come una libbra di carne, No, che libbra di carne? Una libbra, quelli che leggi quando sei nella trena, oppure sul poltrono, Ma cosa stai dicendo? in salotta. No, il libro è maschile, il libro. Oh, che due palli, Mandelli. Cioè, ancora con queste distinzioni maschile e femminile, non esiste, è tutto uguale, Mandello. Mandelli. È uguale anche singolare e plurale, è uguale. Ma te veramente sei uno di quei reazionari che la sera quando spengono la luce ancora contano quante persone nude ci sono nel letto? No, io conto le pecore. Vabbè, è uguale. Ma non è uguale, in che senso, scusami? Ci sono cascato di nuovo. Oh sì, ci sono cascato di nuovo. Oh mio Dio, si sono gioco. Oh sì. Andiamo avanti, quindi stai Vedermi scrivendo la tua... prendere fuoco. Oh mio Dio. Aiuto. Malandrino. Quindi stai scrivendo la tua autobiografia? Sì, ho scelto un titolo molto umile. Cioè? Il Bibbio. Una cosetta proprio... Ma è solamente l'inizio perché in realtà è solo il primo di un ciclo di libbre. Caspita, ma sei veramente vulcanico perché di solito uno scrive un libro alla volta. Invece a me mi è venuto il ciclo. Avresti mai detto? No. Il secondo libro sarà una biografia dei miei capelli. La biografia dei tuoi capelli che libro è? Un giallo. Poi sarà la volta... Effettivamente il parrucchiere è un sì, assassino. Poi sarà la volta di un libro di cucina dal titolo Dove si mette il cetriolo e dove no. Ma... cioè, Attenzione al dove no, che può essere più importante del dove sì. La cosa più importante di questo progetto e più interessante è che il segnalibro, in omaggio, è proprio un vero cetriolo. Scusa, e dove lo metti? Leggi del libro, no? Oh sì. Come ne... Ci sono cascato di nuovo. Oh sì. Ci sono cascato di nuovo. Oh, Ci sono cascato io, ragazzi. Oh, vederti prendere fuoco. Oh. Che c'è? Attenzione, ha l'ernia. Eccoci qui. Noi piccoli esseri umani cerchiamo il prossimo quando siamo soli, freghiamo il prossimo quando siamo sole, inermi vittime di un eros amaro, come Ramazzotti, alla ricerca della terra promessa, come le crociate, guerre fatte di parole crociate, messe in croce, come il re dei Renato nell'anno zero.
Renato Zero. È una danza di streghe, come un rito sabbatico di una strega di Sabaudia con un marito sabaudico intorno al fuoco e risuonano i tamburi nella notte. Bongo ciao, bongo cia cia cia. Dio benedica il Sud America e così sia. Cosa battete le mani, ragazzi? Bongo Cha è un tormentone.